In Veneto è stimato in 90.000 il numero di persone che potenzialmente soffre di una qualche forma di demenza. La più comune, l'Alzheimer, interessa una fetta sempre maggiore della popolazione. Indispensabile negli anni si è rivelata la presenza dei cosiddetti centri sollievo, spazi diurni in cui i malati vengono presi in cura da personale medico e volontari preparati. Oggi, giornata mondiale dell'Alzheimer, a Rosà è stato aperto il 6° centro del distretto bassanese. Un centro che è dedicato alle persone, alle famiglie di Rosà e dei dintorni e che riguarda le persone che soffrono inizialmente di questa forma di sofferenza e che consente di rallentare o di mantenere quelle forme di socialità e di comunicazione che sono molto più importanti e che altrimenti andrebbero perse. In un primo momento il centro potrà dare assistenza a 6 malati individuati dalla rete dei servizi sociali, che potranno arrivare un domani fino ad un massimo di 30. 2 le aperture settimanali previste, fondamentali per dare aiuto a malati e famiglie. E questa è una risposta essenziale, una risposta che consente di poter alla famiglia essere sollevata nelle preoccupazioni quotidiane e alla persona stessa di poter essere sollevata nelle sue preoccupazioni legate allo stato di malessere. Nel centro saranno impegnati personale medico e numerosi volontari e proprio il presidente di AMAD ha lanciato un appello alle istituzioni perché facciano la loro parte. Il nostro sistema è un sistema integrato, dalle istituzioni, dagli interventi istituzionali a vari livelli e dal terzo settore, il volontariato, ricordiamo l'associazionismo, i volontari, la cooperazione sociale. È un sistema vincente. È chiaro che il volontariato non può mai sostituire le istituzioni, ma deve essere di supporto e di accompagnamento perché è una risorsa importante, è una risorsa anche che rende vitale le nostre comunità e i nostri territori. E credo il ringraziamento più grande va ai volontari che fanno sempre la differenza in tutti i campi dello sport, ma soprattutto in questo caso del sociale. Se non ci fosse loro non avremmo fatto partire questo progetto.